Connettere giovani e imprese che alimentano lo sviluppo sostenibile. È ambizioso l'obiettivo di Evolution Camp, una serie di incontri, gli Opportunity Day, che Infinite Area ha organizzato grazie alla partecipazione della Regione Veneto, con l'intenzione di far conoscere ai giovani del territorio alcune tra le aziende più interessanti nel quadro di sviluppo sostenibile. 400 giovani coinvolti, 40 imprese partecipanti. Il 3 dicembre Evolution Camp è arrivato a Padova, nel cuore del Fenice Energy Park. Riteniamo essenziale affiancare imprese giovani e istituzioni nel contesto della transizione ecologica e intelligente. Abbiamo deciso di declinare questi 3 appuntamenti fra ottobre, novembre e dicembre su 3 temi trasversali chiave per le competenze del futuro e le professioni per i giovani: il service design, l'internazionalizzazione e la sostenibilità. Un terreno fertile, quello rappresentato dai giovani del territorio, che Infinite Area ha voluto riunire alla crowdfunding arena del Fenice Energy Park, simbolo concreto di un modo nuovo di fare edilizia, sostenibile, locale e di alta qualità. La Crowdfunding Arena è l'esempio di materiali e professionalità che aiutano il mondo del lavoro ad accogliere giovani e nuove competenze per stilare un nuovo paradigma dell'abitare, della scienza dei materiali e dell'efficientamento energetico. Grande l'adesione registrata per i workshop con ragazze e ragazzi da tutta la provincia e non solo. Un incontro che si è pregiato della presenza dell'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan, a tangibile rappresentanza del contributo istituzionale a progetti di questo stampo. Il mercato in questo momento comunque ricerca molte figure, il mercato dell'edilizia è un mercato molto attivo. Quelli che possono essere le modalità di inserimento nel mercato di una nuova figura sicuramente devono essere volte anche alla gestione delle relazioni e alla gestione delle collaborazioni.